Orgel fresco, andiamo a leggere subito il campo di questi 8 cavalli eh, che prendono posizione adesso dietro l'autostart che ha acceso le luci. Allora il numero 1 è Esther Ciba, Lorenzo Talpo Junior, il 2 Flamingo, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, il 3 Ecce Bombo Jet, Andrea Vitagliano, 4 Deledda, Roberto Vecchioni, 5 Fazer Hope, Lorenzo Baldi, 6 Freya Baba, Andrea Farolfi. La seconda fila è riservata a Cayman con numero 7 con Davide Angeletti e il numero 8 è Elodie con Maurizio Cheli che sostituisce Gennaro Amitrano. La macchina sta per completare la curva e si entra in retta d'arrivo dove i cavalli verranno lanciati. Chiusura delle ali e Freya Baba ci prova ad andare davanti, ci riesce anche, grande speed dal numero 6, Freya Baba è davanti a tutti, Andrea Farolfi ha azzeccato il tempo della partenza e ora prende già dalla vista la velocità di questa partenza, un po' di margini di vantaggio rispetto a Ecce Bombo Jet, 13,7 per i primi 200 metri, alla faccia dell'andare forte, l'ha fatto assolutamente, grande partenza di Freya Baba e ora Ecce Bombo pian pianino sul rallentamento ovviamente di Freya Baba si ricongiunge a quello che è il leader, quella che è il leader della corsa che comunque fa un 28,4 dei primi 400 metri. Terza posizione per Esther Ciba e tutti gli altri più o meno a prendere posizione, chi all'esterno, chi all'interno. 600 metri in 44, comunque si è marciati svelti, si sta andando sul piede dell'1,13,3. Freya Baba comanda, Ecce Bombo Jet in seconda posizione, poi abbiamo Esther Ciba e poi il primo a destra che è Flamingo che non ha invece preso un buon avvio e in quarta posizione della corda abbiamo Cayman, 58,4 per gli 800 metri, si rimane su quelle frequenze, i cuori battono forte e si entra nella penultima piegata. Freya Baba non sente ragioni, continua a seguire Ecce Bombo Jet, Esther Ciba sempre in terza posizione e ora arriva Deledda che muove in terza ruota ed è velocissima, recupera in un amen tutto quello che era lo svantaggio e a 400 metri dall'arrivo è già davanti a tutti, è in calo Freya Baba, arriva anche Fazer Hope che però confonde la datura e va di galoppo, quindi Deledda ora controlla, sta per entrare, sta per chiudere la curva numero e quindi 5 entrare in retta d'arrivo con almeno 3 lunghezze di vantaggio, 14,5 per l'ultima curva e Deledda ha salutato la compagnia e Roberto Vecchione la deve condurre adeguatamente per quella che è la vittoria, mentre per il secondo posto arriva Cayman fortissimo a precedere Freya Baba e probabilmente per il quarto Esther Ciba, 1,13,2 la media chilometrica che ha contraddistinto questa bellissima vittoria del cavallo di Roberto Vecchione, Deledda, cavallo guidato da Roberto Vecchione, ma ovviamente in allenamento dalla scuderia di Alessandro Gocciadoro, la proprietà è Cosimo Brigante e per questa femmina da Bird Parker e Guyana che si aggiudica con grande merito la quinta corsa del convegno.